l'associazione Amici del Romanico. Sono felicissima di essere qua a Macomer, di essere qua nella biblioteca. Approfitto per ringraziare le operatrici della biblioteca per l'ospitalità e la disponibilità. Sono particolarmente felice perché ne parlavamo un po' prima, quando 10 anni fa, anzi 11 ormai, anzi un po' di più, l'associazione è nata con un gruppo bello forte che proveniva da Macomer, da questo territorio. Per tutta una serie di cose, in un decennio, un po' i rapporti si sono raffreddati, ma il fatto che l'associazione stasera è qua presente vuole essere un chiaro segnale di disponibilità a riniziare le attività qua a Macomer nel Margine in genere. Quindi per me è molto importante la presenza dell'associazione, parlo qua proprio a nome dell'associazione, è molto importante la presenza qua stasera nella biblioteca di Macomer. Detto questo, vorrei ringraziare anche un'amica, una socia dell'associazione, che è Monica Tronci Pau, che voi la conoscete già qua, molto più di quanto conosciate me, quindi credo non abbia bisogno di presentazioni, e che oggi mi aiuterà, mi accompagnerà in questo viaggio alla scoperta delle donne del Medioevo sardo. Buonasera a tutti. Allora, io e Monica chiacchiereremo. Quindi vorrei dire, perché non mi piace la presentazione, facciamo una lezione, un saggio, una conferenza, no, chiacchiereremo di donne del Medioevo, quindi se volete intervenire, fare domande, curiosità, tutto è non troppo difficile, tutto è lecito, quello che noi faremo sarà una chiacchierata. L'unica cosa, vi rubo 5 secondi per spiegarvi cos'è l'associazione, perché la mia associazione presenta un libro sulle donne protagoniste del Medioevo sardo. Vi dicevo, l'associazione si chiama Itinera Romanica Amici del Romanico, quindi da un decennio ci occupiamo di promozione del patrimonio del romanico in Sardegna, e attraverso queste bellissime testimonianze che sono le chiese medievali sarde ci occupiamo anche di promuovere la storia medievale della Sardegna. E tra le tante attività che svolgiamo, conferenze, laboratori per bambini, presentazioni di libri, uscite, escursioni in Sardegna e fuori dalla Sardegna. Tra tutte queste cose ogni anno organizziamo un ciclo di conferenze con un tema diverso, e nel 2020, prima del Covid, il ciclo di conferenze era dedicato proprio alle donne protagoniste del Medioevo sardo. Questo ciclo di conferenze ha avuto un grande successo, che c'è stata la volontà di pubblicare un libro, che è questo, che a sua volta ha avuto un grande successo, e quindi siamo ormai alla ristampa di questo libro, che già una ristampa di un libro è una grande cosa. Pensare che una ristampa di un libro che parla di donne del Medioevo in Sardegna vuol dire che il libro e l'argomento, insomma, merita. Quindi, anzi, ve lo anticipo già, siccome ci è piaciuto tanto questa cosa di pubblicare i libri e di presentarli, soprattutto di girare tutta la Sardegna per presentare il libro, adesso a breve uscirà un altro libro che è sempre legato a un ciclo di conferenze, quello dell'anno scorso, che riguarda la tavola nel Medioevo in Sardegna, mentre il ciclo di conferenze di quest'anno faceva un po', chiudeva un cerchio perché parlava dei nomi protagonisti del Medioevo sardo, e anche di questo pubblicheremo un libro, ormai non ci ferma più nessuno. Iniziamo? Dai, vai. Allora, intanto volevo dire che sicuramente è stata una buonissima idea parlare di donne, perché noi conosciamo più o meno i nomi dei giudici,
però non conosciamo i nomi delle giudicesse o di altre figure importanti femminili. A parte Adelaide e Leonora, che li conosciamo abbastanza, anche solo per sentito dire, e invece qui si parla anche di Elena di Cardura e Benedetta di Massa, che sarebbe la giudicessa, l'ultima giudicessa del giudicato di Cagliari, o più o meno. Sicuramente ha avuto successo il libro proprio perché è diverso dal solito e poi perché il Medioevo comunque, soprattutto il Medioevo sardo, suscita curiosità dalle persone, perché piano piano ci stiamo riappropriando un po' della storia, storia che non ci insegnano a scuola e allora noi insomma recuperiamo in un altro modo. E poi le conferenze erano 4, giusto? Poi sono state aggiunte altre figure. Allora, sì, le conferenze in origine erano 4 e sì, nelle conferenze si sono trattate donne, le giudicesse, ma anche donne che in qualche modo sono state protagoniste dei secoli medievali della Sardegna, pur non rivestendo un ruolo politico come quello della giudicessa. Parlare del successo di questo libro. Secondo me il successo di questo libro è dato intanto dal taglio. Non si tratta di un libro di storia, non si tratta di un manuale, non si tratta di un saggio, è un libro divulgativo, quindi è un libro che racconta la storia di queste donne che è molto romanzesca di loro, cioè hanno una vita talmente ricca di avventure, avvenimenti, disgrazie, perché ne affrontano parecchie, che sembra quasi un romanzo. In realtà si sta leggendo un testo che è preso dai documenti, dalla ricerca storica, però è la dimostrazione che a volte la realtà supera la fantasia. A proposito delle giudicesse, tu hai parlato di Adelasia di Torres e di Eleonora di Galluppi e Eleonora di Arborea, che sono quasi per dire una blasfemia, che sono le figure più conosciute. Però, vabbè, lasciamo stare esatto, lasciamo stare Eleonora che è un romanzo vivente, nel senso, con Eleonora è stato fatto il lavoro inverso rispetto agli altri personaggi, perché per gli altri personaggi si è dovuto andare a cercare i documenti, con Eleonora si sono dovute togliere invece esatto, tutte le leggende e i miti che si sono costruiti nel tempo. Quindi la difficoltà per ricostruire il personaggio storico di Eleonora è stata inversa rispetto alle altre. Però, nonostante la scarsità di documenti, ad esempio nel caso di, quindi mi dai quali delle 4, tolta Eleonora, quali delle donne del libro ti sono piaciute, ti è piaciuta di più? Io ne dico. Anche se i documenti non sono tantissimi, quello che emerge comunque è delle figure molto particolari. Poco fa ho detto delle figure dalla vita romanzesca. Elena di Gallura non si sa niente di Elena, l'unica cosa che si sa è che diventa giudicessa piccolissima e entra in un gioco molto più grande di lei, dove voi dovete immaginarvi un'epoca già difficile ora emergere in un ambiente di uomini, soprattutto in determinati contesti, è molto difficile per noi emergere e far vedere chi siamo. Dobbiamo essere oneste, facciamo molta più fatica perché comunque o siamo arrivate perché diciamo abbiamo utilizzato scorciatoie, o siamo arrivate perché abbiamo un bell'aspetto, o siamo arrivate o non arriveremo mai, o se arriviamo con uno stipendio diverso dal nostro collega uomo. Quindi è difficile oggi. Immaginiamoci nel Medioevo, che non era l'epoca prettamente dove la parità di genere era regolata. Quindi queste donne molto spesso si trovano ad assumere ruoli importanti per essere in barriera degli uomini ed Elena, la disgrazia di Elena è stata quella di diventare giudicessa fondamentalmente. Giudicessa piccola poi,
viene rapita, viene costretta a sposarsi, cioè era giudicessa, ma questa è stata la sua condanna. Diverse sono le figure di Adelasia, di Benedetta, di Eleonora, ma anche loro, poverine. Tutte a fine corsa, perché alla fine il giudicato è sempre Sì, è vero, cioè i giudicati finiscono con una donna. Fatevi un conto, e non per manifestare che non sono tanto. no, queste cose me sono proprio ispirate. Nel senso, si ritrovano nel momento sbagliato della storia, avrebbero potuto fare grandi cose e invece si ritrovano che già era destinato il giudicato a finire, però loro si prendono la responsabilità di questa fine. Diciamo che è stata più fortunata Timbora, che ha avuto 30 anni di regno col marito, e quindi sì, anche se non era sola, cioè lei non era sola, quindi per fortuna ha collaborato, non è che non ha vissuto di luce riflessa, aveva già anche lei una personalità e quindi però comunque sempre a fianco di Ad un uomo. Allora, queste donne, Tibora, faccio una promessa. Il libro ci permette, attraverso le figure di queste donne, di sfatare ulteriormente un mito che ci accompagna da sempre, di un'isola isolata nel Mediterraneo che nessuno considerava, che era in balia della popolazione che arrivava e la conquistava e la statunitense. Assolutamente non è così e nel Medioevo ancora di più non è così. La Sardegna, forte della posizione che ha al centro del Mediterraneo, ha un ruolo fondamentale nello scacchiere geopolitico di quei secoli. E anche le nostre donne, loro malgrado ancora una volta, dimostrano questa importanza della Sardegna e quando lo dimostrano quando si devono sposare. Perché? Perché tutti vogliono dire la loro ma tutti vogliono trovare il marito alla giudicessa di turno. E forse Tibora è giudicessa consorte, diciamo, e lei è quella che va maritata al futuro giudice. E ci permette di introdurre un altro aspetto della Sardegna, i rapporti con i catalani. Perché noi sappiamo e siamo abituati a dire che i catalani arrivano da invasori all'inizio del 1300. In realtà non è così, i rapporti tra Sardegna e Catalogna sono molto precedenti e come si portano avanti questi rapporti? Con i matrimoni. E questo dimostra, cioè, se dalla Catalogna avevano tutta questa esigenza di far maritare una comunque, non una qualunque, una che proveniva dalla famiglia reale, con un ragazzo belloccio, quello che ci fa, guarda, andata bene, cioè, pensiamo che le due sfigate di Eleonora e di Adelasia, poveracce, vabbè, lasciamo perdere, ne parliamo dopo. Però, se la famiglia reale della Corona d'Aragona decide di mandare una sua esponente, perché questo era, e di farla maritare con un principe sardo, che tra l'altro era stato educato alla corte d'Aragona, sempre per sottolineare i rapporti fra le due entità, e questo ci dice molto, cioè vuol dire che quel personaggio aveva un ruolo molto importante. Questo ruolo era riconosciuto anche dalla Corona d'Aragona. Quindi la vita di queste donne ci dimostra quando due fratelli che vanno da due donne, sì, poi litigano tra di loro, così di famiglia che succedono. Solo che oggi il fratello non lo facciamo imprigionare. No, oggi siamo più e prima risolvevano bene, Eleonora è presentata alla giudicessa perché cioè, hanno risolto i problemi in maniera molto pragmatica. Adelaide lo stesso, hanno ammazzato l'erede legittimo, la popolazione, queste donne, loro malgrado, non avrebbero dovuto diventare regine, e sono diventate regine. Poi lasciamo stare i gusti la scelta dei mariti perché veramente però anche lì Adelasia rimane vedova
anche lì tutti si muovono a trovare il marito. Questo i cosiddetti poteri forti, i cosiddetti poteri forti, il papato e l'imperatore Federico II si muovono per trovare il marito. E lei, ecco, Adelasia mostra qua un po' di carattere, nel senso, i documenti non ci dicono esattamente come erano queste donne, lo dobbiamo dedurre noi. E poi penso, magari qua ti rivolgo una domanda, che quando uno scrive un romanzo su un personaggio storico, la personalità la ricostruisce anche nei documenti, cioè come ha reagito a quella situazione, come ha, magari tu puoi dire anche tu come ti sei mossa nel pensare a costruire un'Eleonora bambina, che i documenti non narrano. Esatto. Allora, sono partita da quello che si diceva, poi piano piano, pulito, 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 e sono arrivata a dare una personalità, diciamo, della sua età, giusta per la sua età, però insomma con un brio Che già facesse vedere. non battagliare, ma comunque insomma intraprendente, come era intraprendente, ha fatto cose importanti da grande, magari già da piccola si vedeva questo carattere incontrollabile, diciamo così, da piccolo incontrollabile, però comunque il rango le imponeva di non essere troppo bambina e insomma ho dovuto fare un po' di qua, un po' di là, alla fine sono riuscita a plasmarlo, però sì, proprio partendo dalle sue gesta reali e ripulendo dalla mia metropolitana anch'io. Quindi quando un po' anche lo storico fa questo, lo storico rimane attaccato. Aspetta, però chi non conosce, io non sono in quel libro, il libro di cui stiamo parlando sì, lei sì, io ho fatto romanzo. Sì. Hai fatto bene, io stavo andando a cercare il no, lei ha scritto un romanzo dove la protagonista è Eleonora Bambini, un romanzo per ragazzi, e quindi adesso mi è venuto in mente di chiamarla in causa proprio per questo, ricostruire un personaggio per un romanzo. Ma è la stessa cosa che fa uno storico, non lo fa certo nel momento della ricerca, però è un po' il suo, un po' il tratto psicologico della persona che sta studiando, se lo immagina, se lo costruisce. Ed è Adelasia di Torres, che diventa giudicessa a suo malgrado, non so nemmeno quanto volesse diventare giudicessa questa donna, una volta a Vedova si ritrova le più grandi potenze dell'epoca che bussano alla porta e le dicono, già che le dicono, io mi metto nei panni di questa donna, ti devi sposare, già questa la vedo come una grossa violenza psicologica, però i tempi erano quelli, lei aveva quel ruolo e poi ci si augurava che si doveva sposare per figli, sì, e che portava immaginate la pressione che c'era, altro che uno gli presenta, io me la immagino così sta ragazza, che guarda i ritratti, le foto non c'erano, guarda i ritratti dei pretendenti, un po' come dei tronisti, cose così, immaginiamocela così. Allora, tutti e due compartiti, sia quello del papato sia quello dell'impero. Quindi una cosa fa guardare a un certo punto l'aspetto fisico, cioè adesso era una donna, non è che diciamoci. E quindi io mi immagino un pochettino bruttarello, magari un po' in là con gli anni, quello del papato, e invece poi le piazzano il ritratto di Enzo, un principe della Disney, un ragazzino, 18enne, 19enne, biondo, occhi azzurri, teutonico, atletico, ma questa chi poteva mai scegliere? Adesso mettiamoci tutti nei panni da Adelasia. Ora, già aveva messo seppellito il marito, cioè aveva 30 anni, tutti la trattavano come se fosse un'anziana, perché a 30 anni in quell'epoca era anziana. Come diceva Monica, c'era l'aspettativa di un figlio e di un erede, ma nessuno ci credeva perché ormai aveva 30 anni e avrebbe utilizzato un miracolo. Cosa aveva da perdere? E quindi che cosa ha fatto? Ha detto, ma io mi piglio il giovane, io mi piglio quello buono, cioè mica sta andando a vedere il papato. Qui apriti il cielo, cioè il giudicato fondamentalmente finisce
perché ha scelto la persona sbagliata. Perché non di non avere figli, ma chissà se, cioè vabbè dai, consumata, facciamo una consumata, questo non si vediamo, però questo parte in guerra e non torna più. Cioè, era sfigata ora. E non solo era sfigata. Sapete se la dava in guerra? Perché? No, poi l'hanno imprigionato. Io so che gli hanno detto, ci puoi ritornare da tua moglie? E lui ha detto, rimango qua. Quindi non lo so. Però immaginatevi questa donna che comunque si trova pressata da due grandi potenze, però il carattere lo toglie a un certo punto. E perché lei dice, io voglio lui, a me scomunica, mi fai quello che ti pare, però io voglio lui. Per una regina, io non so quanto ci fosse di consapevolezza del proprio ruolo, oppure di assoluta, cioè non lo so, sai quando uno pensa sto facendo una cavolata ma la faccio lo stesso, non lo so che cosa stesse passando in testa ad Adelasia in quel momento, però ha rischiato anche tanto, e perso, perché ha perso marito, regno ad un certo punto, perché quando si è vista sola, abbandonata, è dovuta ritornare con la coda tra le gambe di fronte al Papa, e lì il Papa caritatevole non è, e quindi segna la fine del regno. Poi ripeto, sono donne che si sono trovate nel momento sbagliato della storia, perché comunque non è che era destinato a durare chissà quanto giudicato di Torres, anche perché lei moriva senza eredi. 2 mesi è rimasto Renzo, non è riuscito nemmeno a mettere il cibo, una cosa da fare. Questi teutoni ci arrivano. Allora, adesso io rispondo. Ci divertiamo molto a parlare di queste cose. Rispondo alla domanda di prima sul personaggio preferito. Allora, mi è piaciuta molto Massimilla, la badessa, anche perché di abadesse non se ne parla quasi mai. E invece questa, che faceva capo e era affiliata al Ministero di Toscano, però diciamo che una volta all'anno non lo so, però viaggiava, veniva in Sardegna e comandava anche in ambiti in cui solitamente i monasteri avevano un uomo a prendere le decisioni, quindi faceva tutto lei. E guarda, questo è abbastanza spietata, come ce lo descrivono certi atti. E poi è molto bello il fatto che abbia portato la scrivana. Chissà quanto erano rare, cioè, sappiamo che gli amanuensi erano monaci, uomini, non abbiamo mai sentito parlare di una scrivana donna. E quindi c'è anche questa, è molto brava questa palestra. Guarda, io ti ho detto, io ho 2 personaggi preferiti in questo libro. Una è Massimilla, quindi ci ritroviamo, perché secondo me di tutto il libro la figura più moderna. È una donna, che è brutto dirlo, ma perché diciamo che, però per rendere l'idea, è una donna che fa l'uomo, nel senso che si ha da gestire un patrimonio molto grande, lei dicevi bene, è badessa del monastero in Toscana, e questo monastero stanzeno ha delle proprietà anche in Sardegna, come spesso accade. E quindi è badessa anche di San Pietro di Sigli, cioè non di un monastero così, di uno dei più grandi monasteri, dei più importanti monasteri della Sardegna. Ci troviamo a Sassari per intenderci. Lei quindi viaggia, deve viaggiare 2 o 3 volte l'anno per tenere i contatti e per controllare bene il monastero e il patrimonio del monastero in Sardegna. E quindi anche io ho molta fantasia, quindi anche io mi immagino questa badessa che viaggia, cioè, allora, non vediamo Una la settimana, ma là, poi siamo alle navi ora. Ma già io mi ricordo le ferrovie dello Stato, le navi delle ferrovie dello Stato negli anni '80, cos'era viaggiare su quelle navi. Ecco, immaginiamoci le navi nel Medioevo, cosa fosse. A parte che
A proposito di ambienti prettamente maschili, immaginiamoci una nave. E quindi io mi immagino tutti gli uomini marinai con questa badessa e magari una e due consorelle che l'accompagnavano, che affrontavano questi viaggi in balia delle onde, delle tempeste, di qualsiasi questi uomini, quindi anche che ascoltavano i discorsi di questi marinai. E io la vedo proprio imperterrita, che magari gestiva pure, li metteva al loro posto, e Massimiliano esatto. E Massimiliano è una donna molto contemporanea, secondo me, perché forse era più consapevole del suo ruolo, mentre le altre si ritrovano in un ruolo non loro e comunque si ritrovano a volte a essere delle prestanome, perché non decidevano loro. Massimiliano è quella consapevole. Probabilmente lei avrebbe scelto un altro tipo di carriera, non penso avesse proprio una vocazione sua, però nel momento in cui si ritrova è una donna ambiziosa, è una donna che raggiunge un certo ruolo, un certo potere, è consapevole e lo sfrutta tutto. Per 50 anni. Sì, perché questa è perché era single. È giornata così tanta perché era single. Poi questa battuta ieri l'ho pensata, sai? Guarda un po' la che dura di più. È consapevole del suo ruolo, quindi nella gestione di questi due monasteri fa, come dicevi tu, si occupa di tutto, anche di quelle cose che erano normalmente date in gestione agli uomini, gli affari, comprare, vendere, lo fa lei, espropriare. Quindi io me la immagino anche che litiga, che fa sentire le ragioni del monastero. E poi è una donna contemporanea perché, come dicevi tu, è consapevole dell'importanza della cultura. E la cultura, l'altra volta, un mese fa, ho presentato questo libro alle Elia a Santari e proprio attraverso Massimilla ho affrontato un discorso soprattutto con le ragazzine. La cultura è la più grande forma di libertà. Immaginiamoci il Medioevo quando fosse diffusa in generale la cultura, ma immaginiamoci delle donne. Massimilla apre degli scrittori nei due suoi monasteri, sembravano lingua, e quindi le monache imparano a leggere, a scrivere, a fare il conto. E questo secondo me è una grande forza di questa donna che ci mostra la sua intelligenza è per questo che io la reputo la più contemporanea. Se dovessi scegliere chi conoscere, con chi bevi uno spritz, sarebbe Massimiliano. Vuoi sapere l'altra che mi piace tanto? L'altra, per un altro verso, che mi piace tanto è Violante. No, Violante. Perché Violante è femmina. Violante subisce fino a un certo punto e poi però toglie fuori le unghie e quando toglie fuori le unghie non c'è Violante mi piace per quello, perché di tutte le donne il simbolo della rivalsa. Sto parlando di Violante Carlos, che è l'unica forse che non ci dovrebbe essere, nel senso che è l'unica che arriva un pochettino dopo il Medioevo. E già questo è sintomatico di quanto sia stata forte la sua rivalsa, non ci doveva essere, invece c'è nel libro, quindi vuol dire che è un personaggio di un certo spessore. Si è guadagnata la presenza. Tra l'altro, anche lei, in quanto a mariti, però è una donna. Allora, lei la sua più grande sfortuna non è stata il marito, perché proprio è giovane il marito, è stata la suocera. La suocera di Violante è l'emblema delle suocere. Cioè, quando uno deve dipingere la suocera, quella di Violante, non c'è cattiva, antipatica, prepotente, arrogante, che cercava di affossarla, gli ha rubato tutto, si è presa tutto quello che si poteva prendere. Perché? Perché Violante è l'erede della più importante famiglia catalana in Sardegna. Quindi siamo già in là come i giudicati non esistono più, la Sardegna è catalana,
la famiglia di Violante in realtà è in Sardegna già da più di un secolo, quando Violante vive. Quindi ha una fortuna immensa, in teoria, nel senso che poi ha dei fratelli, ma alla morte dei genitori rimane orfana abbastanza piccola. Alla morte dei genitori segue la morte dei fratelli. Quindi lei si ritrova in mano tutto. Il problema è che ha questo tutore che in realtà non fa i suoi interessi, la fa sposare e lì si trova la suocera. E lei è veramente piccola per combattere una suocera così suocera. E quindi quando lei rimane vedova, perché rimane vedova, la suocera è sempre lì che rompe le scatole, cioè ogni anno va a togliersela. La scena bellissima, una delle scene più belle è quando litigano in chiesa per il posto, io me le immagino proprio che litigano per il posto, perché anche lì il posto in chiesa stava a indicare il rango della famiglia e la famiglia del marito non aveva lo stesso rango nobiliare della famiglia di Violante, quindi non doveva sedersi lì, però la suocera le prende il posto. E Violante è stata zitta finché c'era il marito, ma poi è il primo atto di rivalsa. Quel posto in chiesa che sta a dimostrare che lei è una Carroz, quindi si porta dietro il nome della sua famiglia, mentre quell'altra non lo è. Ma litigano. E Violante, o meglio, la suocera, il rapporto suocera-Violante, ad esempio, secondo me mette in luce una cosa brutta nelle donne, che spesso ci facciamo la guerra anziché allearci, che spesso siamo invidiose l'una dell'altra anziché allearci. E questo diciamo, è un elemento che emerge dalla vita di Violante, ma Violante va avanti, viene anche imprigionata perché sbadatamente il padre uccide il parroco, il suo confessore, e secondo me c'è da sapeva troppo, poi non so quanto ha tenuto le mani ferme. Non lo so. Sappiamo però che viene imprigionata, ma poi interviene il re d'Aragona, la fanno liberare e lei alla fine riprende in mano tutto quello che tutto quello che la suocera gli ha lasciato, che non era quello che aveva origine. Quindi secondo me Violante è un personaggio mi piace, intraprendente che tocca il fondo, lo gratta e poi emerge. Poverina anche lei, appunto, la chiamano la contessa sfortunata. Cioè, non è che proprio ha avuto una vita felice. Volevo dire una cosa, teniamo qualche tempi. Sì, no, infatti ci segno. Tagliate qualcosa se avete qualche curiosità, qualcosa, se vi volete tesserare all'associazione. Scoprire il romanico nel Lazio. Insomma, queste donne non vi hanno incuriosito. Se non avete domande, non avete... L'avete presentata in modo giocoso e vi invita comunque a vedere se è così, per vedere se abbiamo la stessa. Sì, perché la storia, allora io a scuola la storia non la posso sopportare. Poi invece evidentemente mi è stata presentata male, perché io faccio le informazioni storiche per quelle da 30 anni, cioè sono tornata alla storia italiana, diciamo così. Lì ho capito quanto è bella la storia, ma a scuola non ce la facevo, ma la storia di latte. Avevo una professoressa prima all'istituto d'arte che non ce l'avevo odiato la storia dell'arte. Poi ho capito che la materia era bella, era la professoressa che Io purtroppo per deformazione professionale io insegno e se non la tratto così la materia non mi ascolta nessuno. Insegno alle superiori, quindi devo attirare l'attenzione in tutte le maniere, devo parlare il loro linguaggio, quindi se io arrivassi in classe
iniziassi con paroloni a mostrare quanto ne so, parlerei da sola. Quindi Quindi ci hai preso per giovani vi ho e ci preso hai per portato giovani, questi e quindi linguaggi. so che comunque è una cosa che ha dei risultati. Sì, è il modo giusto Attenzione a per cosa fare. chiedi. Dimmi. No, attenzione a cosa chiedi. Allora, perché le domande bisogna anche... Allora, non hai parlato forse, perché se ne è parlato troppo, di Eleonora. Eleonora che finora è stata ingrandita, mitizzata, l'eroe, eccetera, eccetera. Cosa ne pensi? Di Eleonora. Allora, di Eleonora non ne parlo quasi mai per quel motivo, perché se ne parla sempre. Non me ne voglio Eleonora, per carità, nelle legge. Ho anche... Sì, ma la dimensione del personaggio. Però, allora, secondo me Eleonora non ha bisogno di essere mitizzata, cioè non ha bisogno di essere raccontata come l'eroina che ha salvato la Sardegna, come l'eroina che... Perché il personaggio storico Eleonora, rimanendo ai documenti, è già fantastico di suo. Cioè non c'è bisogno di raccontarlo aggiungendo, infiocchettando. La cosa che si dovrebbe fare per dare di nuovo, secondo me, valore a questa donna è riportarla alla sua dimensione di donna. Non è una divinità, non ha risolto tutto, infatti l'abbiamo visto perché non ha risolto, cioè ha fatto quello. Non andava in guerra. Non andava in guerra, perché una donna non poteva andare in guerra nel Medioevo, quindi cioè, non possiamo immaginarci che Eleonora scardinasse questa, era la figlia dei suoi tempi. Per quanto figura di grande intelligenza, Eleonora era figlia dei suoi tempi e doveva stare nei suoi confini che erano di regina ma erano di donna. Eleonora, ad esempio, faccio un esempio, nelle sue scelte, nella sua politica, guarda caso, è stata molto limitata dal marito, perché se il marito non avesse avuto quella brillante idea di partire a Barcellona e di farsi imprigionare, magari la storia della Sardegna sarebbe stata diversa. Ma Eleonora, in quanto donna, in quanto moglie, ha dovuto prendere in considerazione quello nelle sue decisioni. Eleonora in primis, ma anche le altre, forse Massimilla si esce fuori, ma non a caso, Massimilla è una religiosa, è svincolata dall'uomo, ma tutte queste donne, nelle loro scelte, sono sempre state condizionate da uomo, sempre. Per quanto fossero potenti, per quanto fossero... E io mi sento di dire, sono state condizionate, sono state limitate, perché Leonora è stata limitata. Sì, aveva campo d'azione, libertà d'azione fino a quasi la seconda. Perché aveva il marito lì, quel genio del marito. A proposito di questo, di Eleonora, vorrei dire, un insegnante appunto, di storia della Sardegna, per ridimensionare Eleonora, perché anche lui diceva che era stata troppo, però per ridimensionarla diceva che in pratica lei non ha fatto altro che seguire quello che Mariano aveva iniziato e fatto. E in pratica però di suo non avrebbe aggiunto niente e in pratica si sarebbe trovato il lavoro già, cioè la papà già pronta, Allora, diciamo. qui si apre però la mia vena polemica e non so se conviene, nel senso che, già sta ridendo, nel senso che secondo me abbiamo un difetto in generale come popolo, noi sardi, o ci esaltiamo o ci affossiamo, il giusto mezzo non l'abbiamo mai, che secondo me è proprio nel mezzo, come diceva Aristotele, che c'è la verità, cioè Eleonora non è un'eroina, non è una divinità, è una donna, però proprio perché è limitata da tutta una serie di cose, tutto quello che ha fatto è eccezionale, perché chi altro lo poteva? L'ha fatto lei. Anche solo il fatto che ha ripreso, ha avuto l'intelligenza, ha avuto la forza di riprendere il lavoro del padre, di portarlo avanti,
Già quello è un merito di Eleonora. Di aggiornarlo. Di aggiornarlo al tempo, già quello è un merito, perché se il padre ha fatto una cosa buona, perché lei è sminuita per il fatto che ha riconosciuto la cosa che ha fatto, buona che ha fatto il padre, l'ha portata avanti e l'ha migliorata. Quello è già un merito, secondo me. E secondo me non era nemmeno facile, perché era donna farla una cosa del genere. Quindi, ripeto, abbiamo il difetto di o ci esaltiamo o ci affossiamo. In realtà, quello che ho detto prima, togliendo il mito Eleonora, la donna Eleonora merita di essere studiata, merita di essere raccontata, ma come donna, intesa proprio dal punto di vista storico delle fonti e contestualizzandola al momento storico che viveva. Una cosa che per me, per Monica, per tutte noi oggi è facile avere ed ottenere, al suo tempo era molto difficile. Io ancora oggi non riesco in certi contesti a farmi riconoscere che sono laureata, perché tutti sono dottori e io sono una signora. Immaginiamoci nel Medioevo per una regina che si trovava in mezzo a tutti gli uomini. Scusa, cosa proponsi? Qui parte, vi ho detto che qui parte la mia vena polemica. A proposito del discorso che facevate prima sul fatto che le donne appunto devono sempre combattere di più, devono sempre, insomma, cercare di cose. Io diciamo che proporrei una soluzione diversa, nel senso che cercherei di sminuire quel valore che è l'arrivismo e che per forza bisogna dimostrare potere, perché di fatto è così, certe donne per arrivare devono fare quello che fanno gli uomini. No, E purtroppo vediamo dei casi che è così, che devono emulare in qualche modo il modello maschile. Ed è qui che bisognerebbe invece lavorare per fare un modello un po' più autonomo. E quindi del resto non è detto che debba per forza esserci appunto l'arrivismo, arrivare chissà dove. Cioè, non importa. Cioè, l'umiltà è anche importante, nel senso che i valori, ci sono altri valori certo. che vanno portati avanti anche in certi ambiti che in genere certi valori non li considerano. Per esempio, che ne so, la gentilezza, stavo guardando proprio questo libro, storie di gentilezza, fiducia, felicità e gratitudine, cioè certi valori che non è detto che siano monetizzabili, non è detto che siano fonte di potere, però, e questo mi sembra che siano dei discorsi che al femminile andrebbero conservati. Sì. Proprio Allora, per non cadere. mi piace il risvolto che sta prendendo la discussione, perché siamo partite da donne del Medioevo e poi stiamo parlando di attualità. Secondo me questa è una gran bella cosa. È un discorso molto lungo, quello che hai introdotto, ti lo del tu. Con piacere. Secondo me c'è tanto da lavorare in primo luogo su noi donne. E secondo me anche la figura di queste donne del Medioevo, di come comunque sono state protagoniste dei loro tempi, cioè probabilmente oggi non sarebbero per le cose che hanno fatto, che sono normali, protagoniste, però loro nel loro tempo sono state protagoniste. Secondo me studiare queste donne, capire le cose buone, le cose anche non buone, perché non è che siamo bravissime e facciamo tutto bello, può aiutare questo lavoro. In parte sono d'accordo con te che dovremmo dare un tocco femminile al nostro essere, inteso come, non dobbiamo per forza diventare come gli uomini, assolutamente, no, non lo siamo, quindi no. A volte prendiamo le cose più brutte dagli uomini, le caratteristiche più brutte degli uomini le facciamo nostre per poter emergere in un mondo di uomini, questo è vero. Però credo che non siamo più abituate. Ecco perché c'è da fare un lavoro tanto su di noi. Non siamo più abituate? Non siamo più abituate ad essere, ad arrivare a certi livelli mantenendoci donne senza giocare con le loro stesse armi, che poi perdiamo, perché quelle sono le loro armi, non sono le nostre.
Bisogna lavorarci. Non so se ci sono Con gli esempi, appunto. con gli esempi. No, mi veniva da associare queste donne del Medioevo alle figure, diciamo, che sono da sottovalutare, delle bedine. Mi è capitato, facendo vari viaggi nei paesi del nord, di visitare appunto questi pedinaggi. Non so se posso spiegare tecnologicamente. Io non lo so. Quindi. Sì, Le bedine erano delle donne laiche che non credevano in tutti, ma semplicemente sceglievano di dedicarsi alle popolazioni, alle fasce, diciamo, più fragili della società in cui vivevano in una sorta di complesso di casette e osservavano una loro regola. E questo era, cioè lavoravano, istruivano le giovinette e le ospitavano. Mi chiedo se anche in Sardegna, per esempio, vi è capitato di trovare così tracce. Praticamente come non degli religioso, ma là, cioè tutto il Non è religioso, però non è. No, sì, però pregavo, ovviamente rispetto rispettavano le sue segnanze. Però erano, mantenevano la castità, Sì, erano vergini. sì, erano vergini. Questo mi apre un discorso. Li possiamo paragonare a Massimilla. Massimilla è l'unica consapevole del suo ruolo, era vergine. La verginità nell'antichità era considerata un valore perché era l'unico modo per la donna di essere libera. Ma non è solo, adesso è cambiato. Io, cioè, questi discorsi li ho affrontati con per me un maestro una sera, che è Bacchisio Bandino, l'antropologo. Adesso la libertà della donna si manifesta nella libertà sessuale, ma quanto siamo libere in realtà? Questo è tutto, di qua si apre un mondo. Loro dimostrano che l'unica veramente libera, ripeto, nel suo tempo, probabilmente costretta dal padre a diventare suora, però l'unica che ha potuto poi gestire la sua vita, che gli hanno, diciamo, imposto, però ha fatto buon viso a cattivo gioco, è stata Massimilla, che era una suora ed era vergine. L'unica anche che si poteva mettere allo stesso livello di me. A proposito di quello che hai citato, c'è un bellissimo libro, La libertà della... adesso non ricordo bene il titolo, a proposito della figura di Chiara d'Assisi e di come la figura di questa donna sia stata la figura di una disobbediente, cioè la libertà della disobbedienza, perché lei ha rifiutato un matrimonio a cui doveva essere costretta e ha preferito entrare in convento e ha vissuto la sua vita in convento con tutti i limiti che la vita conventuale aveva, proprio per non seguire le regole della sua famiglia, apparteneva ad una famiglia importante, che le avrebbero imposto un matrimonio, ovviamente i matrimoni di interesse tra le famiglie Di interesse del nobili, Papa, poi tra l'altro. certamente, un po' come l'altra faccia della monata di morte, Esatto. per intenderci. Per quanto riguarda il discorso delle donne, io devo dire che il fatto che si comincia a raccontare la storia attraverso le figure femminili è già una conquista, perché, tornando a quello che dicevi tu prima, anch'io tutta la mia vita ho insegnato storia e effettivamente nei libri di storia le figure femminili le abbiamo trovate per poche volte. E non dico la storia delle donne parlando solo degli aristocrati che, per quanto liberi e indipendenti potessero essere all'interno di quei ruoli costruiti comunque dagli uomini, all'interno di quel vissuto. Io ho visto che in questo vostro libro c'è una parte dedicata alle figure secondarie del Medioevo, perché ecco,
la storia non la Ci fanno sono anche loro. E l'ultima parte, diciamo, è la più piccola rispetto per consistenza, solo perché se già ci sono pochi documenti per delle regine, immaginiamoci che cosa ci può essere per una donna del popolo comune. E sono convinta anch'io che la figura della badessa di cui parlavate forse è una delle figure delle donne più libere, ma anche per un altro motivo, perché erano donne istruite. E il fatto che avessero studiato, anche se ripeto, la capacità di studiare era legata soprattutto alla figura dei chierici, perché anche all'interno della nobiltà molti erano analfabeti proprio. Ecco, nel senso che, ad esempio, per dirne uno, però già il fatto che si comincia a raccontare la storia e a leggere la storia, non solo la storia dei maschi e dei vinti, ma la storia delle donne e delle figure femminili a tutti i livelli, sia che esse fossero figure importanti di potere, sia che esse fossero vittime comunque delle situazioni che si vanno a raccontare, è già un passo avanti. Io la trovo una cosa molto, molto importante. Ecco, già cominciare a raccontare la storia partendo dalle figure che non sono quelle che rappresentano il potere tradizionale così come viene sempre strutturato. Per quanto riguarda la storia della Sardegna, poi noi sappiamo che libri sulla storia della Sardegna, almeno ai miei tempi, che noi potessimo usare liberamente per poter raccontare la nostra storia ai nostri alunni, ce n'erano ben pochi. Quindi quando volevamo farlo, lo dovevamo fare ricostruendo noi attraverso le nostre ricerche e raccontando attraverso il nostro lavoro, insomma, capito? Questo è già molto importante, quindi il fatto che comincia a parlare, si comincia a leggere la storia anche con gli occhi di una donna. Grazie. Io quando andiamo nelle scuole, il mese scorso eravamo alle medie a Sassari, io lo vedo l'interesse dei ragazzi, a parte il fatto che sono veramente storie molto accattivanti, molto interessanti, ma è un modo diverso di raccontare la storia. A parte che già se sei a scuola, in classe, parti male, nel senso hai già il pregiudizio, questa me la interroga. Raccontato così, ma voi dovete vedere le domande che mi hanno fatto i ragazzini delle medie, ma proprio domande molto intelligenti, molto acute, cioè si è visto che per un'ora e mezza hanno seguito, sono soddisfazioni, devo dire la verità, sono grandi soddisfazioni, perché a me, ma anche a Monica, a tutti noi dell'associazione, l'argomento piace e quindi parlarne tra noi, cioè un gioco facile, nel senso. Quando invece andiamo in un contesto dove dobbiamo farci conoscere, dobbiamo catturare l'attenzione, quello, e ci riusciamo, quella è una grande soddisfazione. Un uomo. Sì, la sua me l'aspettavo, invece un altro uomo, va. Complimenti per questo approccio precisamente insolito. Veramente le figure che avete citato sono figure che nella storia comincerebbero comunque, però dite sotto questo profilo cambiano logicamente ottica e anche. Parliamo delle donne comuni del Medioevo, parliamo delle donne che si rifiutavano adesso che succede a quelli che erano i voleri che fossero impotenti oppure della società medievale. Vi ricordate il periodo della storia nel quale le donne erano l'oggetto principale della Santa Inquisizione? Perché? Perché erano logicamente persone che rifiutavano tutto quello che veniva imposto soprattutto dalla Chiesa, per cui venivano tacciate per essere le demoniche. Però io voglio parlare di un altro aspetto nel quale da poco ho avuto il piacere di leggere un bellissimo saggio di un amico archeologo medievista che parla delle donne nei cantieri e nelle cattedrali. La figura della donna si eleva addirittura ad essere capocantiere dal 1300 in poi.
Ripeto, queste figure andrebbero anche riviste, era diciamo, un obiettivo che mi sono posto attraverso logicamente la collaborazione di questo io adesso non ricordo perché era importantissimo. Ricordatevi che le cattedrali venivano, soprattutto le cattedrali gotiche, erano costruite da intere famiglie che nel corso diciamo, dei decenni venivano ad essere obbligate gratuitamente, a loro veniva riconosciuto esclusivamente lì, eventualmente anche in Abruzzo, però per generazioni. Ormai si è parlato della figura femminile anche perché, visto che poi i complimenti anzitutto alle associazioni che seguo da un po' di tempo, però dico, alcune architetture, alcune leziosità meravigliose che poi non potrebbero essere fatte se non da una sensibilità femminile, se ci pensate. È vero che alcuni materiali sono difficili, ma torniamo indietro nel tempo. Una donna, soprattutto in Sardegna, la donna faceva di tutto. La donna era il capofamiglia, era la persona con la quale parlava tutto, ma non solo, non si limitava nemmeno a sostituire l'uomo in tutte le sue mansioni possibili. Però questo le danno nelle cattedrali per lo parlo, perché sarebbe molto interessante approfondire. Se in Sardegna ci fosse o ci sia nella storia della Sardegna qualche riferimento a qualche personaggio femminile a conquista. E questo è un obiettivo che potrebbe essere. Da suggerire come commento. Io non conosco il libro, so di chi sia l'autore, magari se poi me lo dice. Io sono una storica dell'arte. Devo dire che nei miei studi, molto onestamente, a me non è mai capitato di trovare nomi di donne che svolgessero un ruolo nei cantieri medievali. Sicuramente c'erano, non so con quali ruoli, con quali compiti. Vorrei invece ritornare al discorso con cui hai anticipato, con cui hai introdotto questo dei cantieri, che è l'Inquisizione, le donne che venivano, diciamo, additate come streghe. Erano donne indipendenti, è vero, ma soprattutto erano donne che sapevano, che avevano una conoscenza, e questa conoscenza era legata cioè quello che veniva criticato, quello che veniva mal giudicato in loro era il loro sapere, la loro conoscenza, che più delle volte andava contro, perché erano conoscenze popolari, erano conoscenze della natura, ed erano però anche lì la strega, che è una donna, che sa, è una donna sola. Allora, qui si ritorna a un problema. Quello che fa paura è la donna sola, che non ha bisogno di qualcuno al fianco perché è autoportante. Questo fa paura. E purtroppo non è cambiato molto. Anche oggi fa paura anche oggi. Siccome oggi siamo di più. Fa paura anche oggi. Perché oggi siamo più azzude rispetto a prima. Non sono totalmente d'accordo con il discorso della donna che in Sardegna aveva un ruolo importante, sicuro, dentro la famiglia. Ma le regole le dettava sempre lui. No, aveva un ruolo importantissimo dentro la famiglia, dentro i confini della famiglia. Gestiva l'economia e quindi anche un po' all'esterno, perché quando il marito era fuori per mesi di fare trattore, chi si doveva occupare se ne occupava la donna, anche i soldi. Sì, Quindi, però anche in quel caso era patriarcale. cioè faceva le necessità, perché il marito era fuori per lavorare e lei era quasi qualcosa che le veniva riconosciuto, sei in grado di farlo, quindi, che poi lo facesse. Una cosa che abbiamo imparato secondo me per istinto in millenni di storia è far credere all'uomo che la decisione l'ha presa lui, e in realtà l'abbiamo presa noi. Su questo siamo bravissime, non ce n'è. Sarebbe il caso di iniziare a dire la decisione l'ho presa io, la porto avanti perché l'ho presa io, a prescindere da tutto.
Però qua c'è tutto un discorso che è quello, facciamo paura quando siamo così. Però, Io da poco, allora io non so se ci sbattono fuori dalla biblioteca e non lo so. che era? 7:20. Ho scoperto che i francescani laici, cioè la setta, la chiamo così, dei francescani laici, in qualche modo diciamo che indica, ma in qualche modo impone la castità. Però queste donne si sposano, per esempio, si sposano e lì viene il fatto economico, perché il fatto perché ti sposi se in qualche modo devi mantenerti casta, no? E quindi lì torniamo alla dipendenza economica, che poi appunto non c'entra tanto. Insomma. No, c'entra. No, appunto. Io non lo so, se non ci sono altre domande, possiamo, se non avete, questo lo fa la presidentessa, se non avete acquistato il libro e volete iniziare la libreria, vi ringraziamo per la disponibilità. Se vi volete tesserare, qui c'è Giorgio che è pronto a fare le tessere. Io vi ringrazio, grazie ancora a Monica, grazie per la pazienza. Grazie.